Io sono qui praticamente da 8 anni e vivo qua, praticamente ho fatto anche gli studi qua a Vittorio Veneto, però penso che questa situazione sia davvero ingestibile, in quanto capisco che ci possano essere dei problemi a livello burocratico, eccetera, eccetera, però non possono andare avanti così. Piazza Meschio a Vittorio Veneto, una vicenda che sta facendo arrabbiare anche chi, dalle radici orientali fino ad ora, ha cercato di trovare la pace interiore confuciana. Ma qui quando troppo è troppo, e la vicenda infinita del parcheggio interrato, un traguardo, l'ha già superato da tempo, quello della pazienza dei cittadini. Ho 24 anni che ho un'attività qui in Piazza Mischio. Quando sono arrivata era una bella piazza e ci si poteva anche vivere, c'erano le giostre, era molto bella come vita. E adesso da 8 anni a questa parte ci troviamo questa vergogna che nessuno è capace di mandare avanti. Il sindaco attuale che ci ha dato anche un'illusione che in 100 giorni lui metteva a posto tutto. Carico ai 100 giorni, sottolineano molti altri cittadini, carichi di quella delusione per l'ennesima promessa elettorale non mantenuta. Mentre il gruppo consigliare Partecipare Vittorio conferma che ci sarebbero delle situazioni poco chiare su tutta la vicenda. Intanto i lavori sono fermi, dalla ditta non si sente più nulla e i cittadini aprono finestre e negozi su questo spettacolo sempre più desolante, dove non si riesce nemmeno più ad andare in chiesa. Nella chiesa non ci sono stati più matrimoni o due mi sembra in 8 anni, tutti cercano di andare via da questa, chi viene qua mi dice io la piazza, cioè io a messa non ci vado perché è disagevole e poi io mi chiedo anche il vescovo Corrado perché non si espone, io non l'ho mai sentito che poteva dare una lamentela su questa cosa e questa chiesa qui è sua, non capisco perché non si faccia sentire.